Un cordiale benvenuto a tutti alla serata inaugurale della 7ª edizione del Festival Musicale Melos. Questo progetto è curato dal Centro Studi Sasser con la finalità di coniugare la musica alla storia, all'arte, alla cultura, alla scoperta delle chiese storiche e dei luoghi della nostra Sardegna. E siamo orgogliosi di 20 anni di successi in Italia e all'estero, e per questo ci piace sottolineare la parola che caratterizza l'operato della Sasser, semplicemente gratuità, perché la musica, l'arte, la cultura sono un bene fruibile da tutti e da tutti deve essere fruibile. Bene, quest'anno il festival si apre a nuovi spazi e sempre più emozionati entreremo nelle case di tante famiglie e arriveremo ovunque nel mondo grazie alla tecnologia digitale. Per cui i nostri concerti sono registrati dal vivo e diffusi dalla grande rete di internet. Questa sera è preziosa la presenza dello storico dell'arte e perito dell'arte, dottor Alessandro Ponzeletti, che col suo intervento ci farà meglio conoscere ed apprezzare le bellezze artistiche e architettoniche del nostro Duomo, del Duomo della città di Sassari. Alessandro Ponzeletti, ricordiamo, è stato consulente del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, della Regione Sardegna, della Camera di Commercio del Nord Sardegna, del Comune di Sassari e di numerosi altri enti comunali. Inoltre, ricordiamo, è autore di diverse pubblicazioni, ha curato per il quotidiano La Nuova Sardegna la rubrica Memento, un viaggio a ritroso nel tempo, per raccontare le pregevoli strutture architettoniche della nostra isola attraverso richiami storici e curiosità. Inoltre da anni tiene corsi seminariali presso l'Accademia delle Belle Arti della Sardegna Mario Sironi. Ed ora è il momento di affidarci alla affascinante narrazione di Alessandro Ponzeletti. Buonasera a tutti. Oggi siamo qui nel Duomo di Sassari, è il massimo monumento della città. A chi sa osservare, la cattedrale di Sassari racconta attraverso la sua architettura e attraverso le sue opere d'arte la intera storia della città, sin dalle sue origini nel lontano Medioevo giudicare. La nostra cattedrale infatti nacque come chiesa parrocchiale del villaggio di Tatari nel lontano XI secolo. E nel 1112 abbiamo la prima citazione di San Nicola come pieve, quindi come importante chiesa di riferimento anche per le parrocchie dei villaggi vicini, già nel condare di San Pietro di Sirchi. Oltre a questo, ricordiamoci che della chiesa romanica è rimasto il campanile. Il campanile però non data al XI secolo, all'XI secolo, ma data al XII ed è un'aggiunta, la prima di questa struttura architettonica che è andata a sommarsi nel tempo. La torre campanaria romanica occupa i primi 3 piani oggi visibili dal vicolo del campanile e conta per ogni piano una monofora, quindi una finestra d'arco, e poi una bifora. È in stile romanico per alcuni di tendenza lombarda, ma se andiamo a vedere in Spagna ci sono elementi strutturali assai simili che richiamano quindi la possibilità che delle maestranze siano arrivate anche dalla penisola iberica nel pieno Medioevo. Dopodiché cosa accadde? Che nel 1441 la parrocchia di San Nicola di Sassari fu promossa a cattedrale della diocesi di Torres e il vescovo di Torres si trasferì in maniera ufficiale, perché già vi risiedeva da almeno 2 secoli, nella città di Sassari e San Nicola accrebbe la sua struttura con una prima chiesa gotica che poi fu rimodernata però in maniera molto ampia tra il 1480 e circa il 1530 con quelle strutture gotiche che oggi noi possiamo ammirare negli esterni, compresi i contrafforti con i loro doccioni scultorei e poi con la grande cupola emisferica
emisferica che sovrasta l'incrocio della navata con il transetto e che ha caratteristiche già rinascimentali del primo Rinascimento, perché è perfettamente emisferica. Ma oltre a queste strutture abbiamo anche la possibilità di ammirare le volte gotiche ancora oggi esistenti della navata, ampie, veramente grandi, toccano come altezza i 18 metri, e poi un tempo vi erano le cappelle laterali che lo stesso erano voltate volta a crociera gotica. Oggi rimane soltanto il presbiterio, quindi l'altare maggiore, dove è collocato l'altare maggiore con la sua volta gotica. Invece le altre cappelle e il transetto furono poi modificati in stile rinascimentale, quindi già dalla seconda metà del Cinquecento vediamo che le cappelle vengono demolite e ricostruite più alte e con delle volte a botte, come anche i transetti, e queste strutture vanno a caratterizzare le fiancate esterne come oggi noi le vediamo. La cattedrale di San Nicola ha attraversato così il tempo fino alla fine del Seicento, quando ci fu un grande collasso strutturale, ossia la facciata e la prima campata, quindi la prima sezione della navata principale, iniziarono a cedere, mostrarono delle grandi crepe, e allora l'arcidiocesi di Sassari pensò bene di chiamare due architetti, uno Baldassarre Romero, il secondo Giovan Battista Corbellini. Il primo era prettamente strutturalista, come diremmo oggi, cioè aveva delle conoscenze chiaramente militari per il tempo, e il secondo invece era un grande decoratore. Baldassarre Romero ebbe il merito di salvare la cattedrale. E come? Demolì la prima parte della chiesa, quindi la prima campata della sua facciata, e creò una grande struttura autoportante che faceva da freno a tutto il resto della chiesa, che iniziava a spingere verso valle, e questo freno ebbe una struttura possente, ma doveva essere anche bello a vedersi, non poteva essere solo una enorme massa di pietra. E allora cosa si optò? Si optò per una decorazione che fu concepita dal Corbellini, di creare nella facciata del Duomo di Sassari quello che in realtà è un grande retablo di pietra. Ha una sua concezione liturgica molto chiara. In alto, sulla sommità, vi è il Dio Padre benedicente, sotto vi è San Nicola, al di sotto ancora la Madonna del Bosco, che incontreremo fra poco, e poi ai lati Sant'Antioco, San Gabino, al di sotto San Gavino, San Proto e San Januario, e poi i miracoli di San Nicola. Questo grande apparato iconografico è immerso in una profusione di decori e particolarità. Proprio per far capire la funzione strutturale di questa facciata, noterete anche che per prima cosa è tridimensionale, non è solo il fronte, ci sono anche i lati, le facciatelle laterali che danno poi accesso appunto al portico sottostante, e soprattutto ha questa peculiarità che è condivisa da pochissime chiese in tutta la cristianità, veramente, perché non ha aperture. Se andate a vedere, la facciata di Sassari non ha neanche una finestra, non ha neanche un rosone. L'unica apertura presente in realtà è il portone principale di ingresso alla chiesa. Questa grande struttura barocca, che è stata terminata probabilmente intorno al 1723, anche se nello stemma dell'arcidiocesi al centro del portico vi è lo stemma del 1714, ma celebra la pace della guerra di successione austriaca. Quella data, 1723, segna anche appunto la rinascita della Chiesa come struttura di nuovo funzionante per tutta la città di Sassari. Ma questa grande facciata, che tocca in altezza i 32 metri, nel punto più alto, necessitò anche di una modifica al vecchio campanile. Il vecchio campanile romanico, come abbiamo visto precedentemente, e che aveva avuto una sua cella tardogotica, gotico-catalana a pianta ottagonale, viene sopraelevata e oggi forma quella che è l'unica cella campanaria, che data al 1756. Se questa è la parte architettonica del Duomo, dove viene appunto scritta nella pietra la storia, l'altra parte, la storia, diciamo, viene dipinta e viene raffigurata.
L'opera principale che oggi noi vediamo sull'altare maggiore del Duomo è la Madonna del Bosco. Anche questa è una particolarità. Perché? Perché appunto la chiesa, come sappiamo, è intitolata a San Nicola e San Nicola è il patrono di Sassari. Però nell'altare maggiore non c'è il santo titolare della chiesa, c'è questa bella Madonna, una tempera sul legno a fondo oro del più o meno XIII secolo, di area probabilmente tosco-umbra o alto-laziale, non si sono ancora stabilite esattamente le origini e la possibilità di paternità di questa opera che è stata poi elevata agli onori dell'altare maggiore nel 1539-40 circa, quando l'arcidiocesi di Sassari si legò molto profondamente, grazie al Papa Paolo III Farnese, alla città di Roma. Dove appunto Sassari volle in maniera quasi di tributo reintitolare la propria cattedrale alla Madonna del Bosco, come a Roma era intitolata una delle maggiori basiliche alla Madonna del Popolo. È quasi una simbiosi, e oltretutto la tavola lignea che oggi vediamo nell'altare maggiore non era come oggi appare, era stata ridipinta in quello stesso momento, in quel primo Cinquecento, per assomigliare quanto più possibile alla pala d'altare, alla Madonna del Popolo presente a Roma, e poi appunto copie della Madonna del Popolo invaderanno letteralmente varie chiese dell'arcidiocesi di Sassari, proprio in segno di devozionalità. Ma San Nicola trova il suo posto, come potete vedere, nel presbiterio, guardando a destra, con una bellissima statua barocca. Un'altra statua presente nel presbiterio, un po' nascosta a fianco alla cattedra dell'arcivescovo, quindi sulla sinistra, è San Gavino d'argento, un bellissimo pezzo d'argento fuso e lavorato per appunto raffigurare uno dei santi patroni principali dell'arcidiocesi. Il San Gavino d'argento è opera seicentesca, una tradizione voleva che fosse stato realizzato da argentieri addirittura a Città del Messico e che fosse arrivato qui appunto attraverso il trasporto con un galeone, ma in realtà probabilmente si parla di una lavorazione, se non locale, comunque di ambito o sardo o comunque spagnolo. Altre opere importanti sono molto antiche, le ante dell'antico organo della cattedrale, oggi rimangono solo quelle, che sono presenti nel transetto di sinistra nella cappella di Sant'Anna e datano al 1576 e sono opera di un non meglio identificato pittore allora attivo nella città di Sassari. Altre opere importanti sono gli altari lignei, soprattutto quello di Santa Lucia, che vediamo appunto oggi dipinto con uno smalto probabilmente novecentesco del fine Ottocento, e richiama nella sua forma l'altare maggiore della chiesa di San Demetrio a Sindia. Altri altari lignei sono quelli di Sant'Eligio e poi quello della Sacra Famiglia, e poi vi sono invece gli altari marmorei, importante quello di San Michele, dono del canonico Bertolinis, e poi soprattutto quelli dei transetti, le due testate del transetto con i santi Gioachino e Anna, il transetto di sinistra, dono di Monsignor Casanova del 1760, e poi il grande altare ottocentesco del 1838 dello scultore Gaggini, quello del transetto destro dove è il Santissimo Sacramento. La chiesa ha tantissimi tesori, per fortuna vi sono anche dei pannelli creati dall'Ufficio dei Beni Culturali dell'Arcidiocesi che permettono una più attenta analisi e approfondimento ai visitatori. In questi tempi particolari di pandemia, naturalmente concerti, eventi come questo o anche le messe hanno necessità di un pubblico veramente ristretto o di assenza di pubblico, e io mi auguro che una visita al Duomo possa essere per voi occasione di ricordare anche il concerto che avrete modo ora di ascoltare. Vi ringrazio e buon ascolto. Dunque siamo arrivati alla parte musicale. Questa è affidata a due concertisti che ormai da oltre 37 anni sono inseriti nel programma musicale internazionale.
Entrambi vantano un vastissimo repertorio che spazia dal 1700 alla musica jazz e contemporanea, con un particolare interesse alle esecuzioni di composizioni dell'Ottocento e del Novecento. Vi parliamo di Antonio Puglia. Naturalmente, brillantemente, ha conseguito lo studio del clarinetto al Conservatorio Morlacchi di Perugia, perfezionandosi poi all'Accademia Chigiana di Siena. Ha ricoperto il primo ruolo di clarinetto nella stagione dell'opera e balletto al Teatro della Scala di Milano. Già docente al Conservatorio Statale di Musica Luigi Canepa di Sassari, sempre primo clarinetto nella stagione d'opera e balletto al Teatro della Scala di Milano e direttore d'orchestra in diversi concerti sinfonici in Europa e in America. Ricordiamo che è stato insignito della onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana. Altro artista a noi caro è Mariano Meloni, il quale ha conseguito il diploma di pianoforte col massimo dei voti e la lode al Conservatorio Casella dell'Aquila e la laurea al DAMS di Bologna. È direttore del Conservatorio Statale di Musica Canepa di Sassari, dove insegna pianoforte principale. Al suo attivo, pensate, oltre 700 concerti da pianista, clavicembalista e organista, in varie formazioni cabiristiche e corali. Come solista al pianoforte si è esibito in Europa, in Messico, in Argentina, e sono importanti le sue registrazioni discografiche dal vivo effettuate in Germania, Messico e in Italia, tutte per la RAI. Bene, il nostro viaggio musicale avvicinerà l'ascoltatore alla tipicità musicale di diversi paesi.
Siamo arrivati alla conclusione della serata. Ringraziamo Monsignor Marco Carta, parroco della cattedrale di San Nicola, per la sua ospitalità. Vi ricordiamo che la serata è stata patrocinata dal Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, dal Comune di Sassari e dalla Fondazione di Sardegna. Grazie a tutti questi enti è stato possibile realizzare questo evento. Vi salutiamo con un cordiale arrivederci al prossimo concerto.